800 bambini a Casalserugo nel Padovano, addirittura 2000 in piazza a Bassano del Grappa nel Vicentino e poi altre decine di migliaia in giro per il Veneto, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore patrocinata dall'UNESCO per il 23 aprile alle 9:15 del mattino. Nello stesso identico momento tutti i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, i bibliotecari, ma anche genitori, nonni, zii e amici hanno riempito le piazze del comune più vicino, portando ciascuno con sé il proprio libro preferito. Dopo un segnale convenuto, una campanella, e tenendo il libro ben visibile in mano, tutti insieme hanno ad alta voce gridato: i libri sono come la mente, funzionano solo se li apri. E poi hanno iniziato a leggere per 3 minuti uno stralcio della storia prescelta. È stato l'unico a non avere paura, dissero gli animali. Questo è un progetto straordinario, si parla di cultura, molte volte ci preoccupiamo della cultura, quella che si vede, pensiamo all'Arena, alla Fenice, importantissima, pensiamo ai teatri, pensiamo alle grandi manifestazioni, ma se penso che oggi abbiamo 800 classi di bambini piccoli che vengono in qualche modo avvicinati alla lettura, appassionati alla lettura, vederli applaudire, gioire, festeggiare, 800 classi in tutto il Veneto, sono migliaia di bambini che in qualche modo ci danno lo spirito della cultura del futuro. Di oggi cosa hai capito? Che cosa è successo qui? Ce lo racconti? Che i libri sono una cosa molto importante, perché se li apri ti immergi nella lettura e dopo non smetti mai. E a te piace? Sì. Voi cosa fate quando dovete scegliere un libro per Alessandro? Per Alessandro andiamo insieme in biblioteca e eventualmente ci facciamo consigliare anche dalla bibliotecaria, nel senso magari un tema particolare che vogliamo affrontare, lei ci propone dei titoli, noi scegliamo, sfogliamo proprio il libro, vero Alessandro? Guardiamo le foto perché anche quelle sono molto importanti. E proviamo a leggerlo, diciamo che leggiamo sia assieme e anche ognuno per conto suo. Portate i vostri figli in biblioteca o in libreria, anziché al centro commerciale. E poi magari seguire anche un po' l'attitudine, no, del proprio bambino, cercare di capire che cosa può piacergli, non quello che invece piace a noi. Sì, perché quando si entra di solito in una libreria si chiede: vorrei un libro per un bambino di 8 anni, 9 anni, invece in realtà forse la domanda da chiedere è: ma cosa ama leggere questo bambino? Ama una storia d'avventura, una storia di guerra, l'horror, il giallo, il noir, una storia d'amore, sono tante la storia e sono queste le storie che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi per sfamare il loro bisogno di ascoltare e aver sempre racconti che gli possono aprire il cuore.